Siamo collegati dallo studio comunale di Santa Teresa di Riva, le formazioni sono appena scese in campo, stretta di mano tra i capitani delle due squadre, il numero 5 della Federazione del Trento, ossia Cereghini. Ascoltiamo l'inno e poi introduciamo la partita. No, introduciamo prima la partita. Giuliani col numero 11 della Lombardia. Il dirige l'incontro l'arbitro, il signor Di Carlo della sezione di Palermo. Anche il primo assistente Marco Garofalo fa parte della sezione di Palermo, mentre invece Riccardo Miano fa parte della sezione di Acireale. Una partita importante per la Lombardia che vuole continuare il suo percorso a punteggio pieno. 9 punti, frutto di 3 vittorie nelle 3 partite del girone. I lombardi hanno battuto le Marche all'esordio per 1-0, hanno battuto la Basilicata per 4-0, gol di Rapone, Bellinghieri, Faie e Capori. Ascoltiamo l'inno! Molto senso farlo adesso. Inno nazionale fatto già con le squadre in campo, rimessa, calcio d'inizio che spetta alla Lombardia in maglia verde, Trento in maglia bianca. Il Trento, ricordiamo, ha una federazione provinciale rispetto alla Lombardia che invece ha ovviamente come tutte le altre un comitato regionale. Trento e Bolzano invece giocano in maniera separata. Diciamo adesso gli 11 che si sfidano in campo. Intanto c'è il calcio d'inizio, subito primo lancio da parte della Lombardia a cercare il numero 8 Faie. C'è il primo calcio di punizione, Faie ha commesso fallo. Diamo appunto le formazioni, iniziando dalla Lombardia che schiera il portiere Negri, poi Alessi, Bellingheri, Boni, Faie, Fiorin, Gaverini, Giuliani, Caboli, Leanza e Rapone. Attenzione perché la Lombardia inizia ad attaccare, va a terra il numero 3, mentre adesso il numero 10 Gaverini fa un ottimo dribbling, la palla arriva per il capitano Giuliani, Giuliani serve di nuovo Gaverini, Gaverini punta la palla, poi la passa a Faie, il controllo di Faie, il Trento si difende e la Lombardia deve riniziare. Inizia la Lombardia con un giro palla, la palla arriva nell'out di destra, vediamo il cross, si arriva, punta al fondo, arriva il cross, il tiro e subito la rete, Bellingheri, la Lombardia sblocca la partita al primo minuto con un passaggio dalla destra che ha trovato Bellingheri è riuscito a superare la difesa del Trento come posizionamento, è riuscito ad appoggiare alla sinistra di un Giata battuto. Lombardia in vantaggio per 1-0, partita che inizia come meglio non si può per la squadra lombarda. Trento che adesso dovrà riorganizzarsi, cercare di reagire. Ovviamente la partita è appena iniziata, tutto ancora può succedere. Però questa è di sicuro una bella mazzata per gli uomini di Claudio Rastelli, che adesso dovranno
cercare a tutti i costi di trovare almeno un gol per portare la partita ai calci di rigore. Qui c'è una buona impostazione da parte della provincia autonoma di Trento, con il numero 15 Piazza che la gira al terzino sinistro. Il giro palla dei trentini è veloce in questa fase, poi arriva un lancio a cercare la prima punta, ma c'è l'ottimo intervento del numero 9 Lombardo in fase difensiva. Si alza un campanile, la palla viene raccolta da un calciatore del Trento, poi c'è un tiro dalla distanza. È una bella parata da parte di Negri, di Filippo Negri, de scuola Mariano Calcio, che riesce a parare e quindi concede un calcio d'angolo per la selezione trentina. Trento che ha reagito subito al gol che ha portato i lombardi in vantaggio e adesso ha un calcio d'angolo. Sono 6 i calciatori trentini in area, calcio d'angolo battuto a rientrare, il cross è dritto sul portiere, c'è ancora un ottimo intervento di Negri che allontana poi la difesa della Lombardia in fallo laterale di cui se ne occuperà Palusci, il numero 11, che gira la palla e il Trento cerca di ricominciare nella linea di centrocampo. Invece no, si va addirittura dal portiere Bruno Diata. Diata la gira per il 5 Cereghini, il capitano. Cereghini lancia verso Mattivi, Filippo Mattivi viene affrontato da Gaverini, la palla viene non colpita da nessuno e quindi sarà rimessa laterale per la Lombardia. Gaverini con calma va a raccogliere il pallone, si posiziona nel punto prestabilito per la battuta della touche e va a cercare il numero 8 Fayet. Fayet stoppa la palla arriva al numero 14 Cabori. Cabori riesce a far girare il pallone in direzione del numero 15 Lombardo. Leanza va avanti, poi si ferma, ragiona e passa la palla a Giacomo Giuliani però molto leggero in questo confronto, perdeva palla però per un attimo. Fiorin l'ha subito recuperata, poi l'ha passata a Boni e al terzino destro la Lombardia fa girare palla con Fiorin che può avanzare in posizione mediana. Il lancio di Fiorin verso il numero 18 Rapone. Il pallone è complicato da gestire in quanto Rapone è marcato, riesce ad ottenere comunque una rimessa laterale il calciatore lombardo, rimessa laterale che sarà battuta in zona molto offensiva per la Lombardia. Si va a cercare Fayet che non arriva, la palla stava diventando buona per Carlo Bellingheri che andava a cercare la doppietta. In realtà c'è stata un'ottima uscita da parte del portiere trentino che non ha permesso quindi a Bellingheri di concludere a rete. Qui c'è un ottimo intervento da parte del numero 9 Fiorin, mentre lascia scorrere l'altro numero 9, il numero 9 trentino Filippo Mattivi, che ottiene una rimessa laterale da posizione mediana del campo dal lato destro. Rimessa laterale già battuta, c'è stato un controllo di Santuari infelice e allora sarà rimessa laterale a favore della Lombardia. Si occuperà Gaverini della battuta di questa touche con la Lombardia che può amministrare sin da subito il vantaggio ottenuto. Qui c'è un buon giro palla, la palla viene consegnata a Boni, da questi largo al terzino c'è un inserimento in sovrapposizione di Cabori, non viene servito, viene preferito il passaggio verso Alessi. Alessi ricomincia dietro da Fiorin di nuovo per Cabori. Cabori potrebbe allargare, lo fa in questo momento. Il pallone è di ritorno per Cabori, no, perché c'è un avversario del Trento che riesce ad intercettare la palla. Adesso c'è un conflitto nella zona laterale destra del campo. La rimessa laterale sarà a favore della Lombardia in zona d'attacco. Non abbiamo avuto il tempo di dare le formazioni del Trento prima, dato che siamo stati interrotti subito dal gol. In porta ci sarà Bruno Diata, poi ci sarà Bach, Bazzanella, Cereghini, Ferrari, Mattivi, Palusci, Pedrotti, Piazza, Santuari e Segata. Rimessa laterale che sta per essere battuta, viene adesso battuta verso Fayet, cerca la sponda l'attaccante lombardo, la palla non ritorna a lui. Fayet prova a girarsi col destro, poi viene raddoppiato dalla difesa del Trento. Il Trento allora può ripartire. Ottimo lo spunto, ma c'è l'ottimo intercetto da parte del numero 11. La palla viene consegnata al numero 16 Lombardo, che la mette in mezzo. Il cross è fuori sul fondo. Andrà alla battuta della rimessa laterale Bruno Diata.
primi 6 minuti che sono andati, ovviamente non abbiamo potuto assistere alla prima fase di studio, in quanto il gol della Lombardia, diciamo, che ha scombussolato i piani di Rastelli, e quindi il Trento si è mostrato sin da subito più aggressivo. Adesso ottiene una rimessa laterale dalla propria tre quarti, va a cercare l'attaccante, ma c'è l'ottimo intervento da parte dell'esterno lombardo. Qui Fayet viene messo giù, sarà calcio di punizione per la Lombardia. Si occuperà della battuta di questa punizione molto probabilmente l'autore del gol, Bellingheri, in quanto tutti gli altri si sono allontanati dal punto di battuta. Bellingheri andrà a calciare col destro in direzione dell'area di rigore che viene assediata da 5 calciatori in maglia verde, più il numero 11 Giuliani, che si trova invece a distanza debita dall'area di rigore, pronto a raccogliere un'eventuale ribattuta. In realtà si sta allontanando anche Bellingheri, allora il cross potrà arrivare anche col sinistro, vedremo se ci sarà una finta per disorientare la difesa. E proprio così va Bellingheri in mezzo col destro, il colpo di testa tentato dal numero 9, la palla intercettata dal Trento, che riesce a ripartire per un attimo, perché c'è stato il Trento che è riuscito a vincere un rimballo, è stato messo in movimento il numero 9 Mattivi non è riuscito però a raggiungere la sfera, che si disperde sulla linea di fallo laterale, rimessa laterale che sarà battuta da Leanza della Lombardia. Trento che era stato inizialmente fortunato nel rimballo, ma non ci ha creduto abbastanza nel recuperare un pallone che di fatti avrebbe potuto causare molti guai a Negri. La palla viene girata per Gaverini, Gaverini può avanzare sulla sinistra, cerca e trova un compagno, e la palla da questi a Bellingheri, Bellingheri l'autore del gol la può dare a Cabori, Cabori la gira per Alessi e Alessi la gira per Leanza. Leanza cerca un compagno, lo trova in Giuliani, Giuliani dà un ottimo pallone per Rapone, Rapone però viene intercettato, la palla ritorna però alla Lombardia grazie all'ottimo intervento del numero 15 Leanza. Sarà calcio di punizione proprio per i lombardi, calcio di punizione da quella zona battuto la scorsa volta da Bellingheri. Si avvicina però anche Rapone, vedremo chi andrà alla battuta. Rapone col sinistro, Bellingheri col destro, stavolta dalla posizione dei calciatori sembra più Rapone. Potrebbe però esserci di nuovo una finta del numero 18 con il cross partito da Bellingheri. Ci sono di nuovo 6 calciatori della Lombardia in aria, più il numero 11 pronto a ricevere la battuta. C'è di nuovo lo schema, ma stavolta calcia col sinistro Rapone. C'è un'ottima uscita però di Diata, e il Trento che allora può ripartire velocissima con il numero 6 Ferrari. Ferrari dribbla Fayet, poi affida il pallone ad un compagno, e da questi al terzino sinistro può spingere il Trento sulla fascia sinistra. C'è un ottimo inserimento da parte del numero 9 Mattivi, vediamo se arriva. Erroraccio del portiere, inizialmente riesce a recuperare successivamente la sfera. Ottimo l'intervento di Filippo Negri in un secondo momento. Inizialmente la sfera gli era sfuggita e stava favorendo Pulusci. Negri che adesso fa ripartire l'azione dei suoi. Arriva il pallone ad Alessi, Alessi ha spazio per avanzare, avanza il numero 2 e dà un pallone largo per Bellingheri. Bellingheri viene però anticipato da Bach, sarà rimessa laterale in favore della Lombardia. Della rimessa si occuperà il numero 10 Gaverini. Gaverini dà la palla ad Alessi, Alessi col destro gira per Boni, Boni ha spazio e può servire a Capore, Capore cerca Bellingheri, Bellingheri ha fatto una finta che ha disorientato anche il suo compagno Cabori. Il Trento può ripartire cercando a Santuari, la Lombardia riacquista palla e Negri spazza più lontano che può,
Feie tocca di testa per Bellingheri, Bellingheri vediamo se riuscirà a concretizzare la doppietta. No, perché si alza il pallone è alto, troppo vicino nelle zone di Diata e Bruno Diata riesce a bloccare agilmente. Il Trento può ripartire con Mattivi. No, perché Mattivi non controlla bene un passaggio molto difficile in realtà di Kasper Bach. Allora rimessa laterale in favore della Lombardia. Gaverini alla battuta va a cercare Faye, vediamo se arriva alla sponda. Sì, per Giuliani in realtà no, perché c'è un ottimo intervento di Segata. Segata gira la palla al difensore centrale, da questo al terzino. Il Trento prova ad imbastire un'azione sulla sinistra, palla di ritorno al numero 15, arriva adesso la palla per Cegherini. Cegherini però viene anticipato da Boni, rimessa laterale in favore del Trento, se ne occupa Bazzanella. No, perché la lascia al proprio compagno che opera nella zona di terzino sinistro, che va a cercare proprio a Bazzanella. La palla viene però riconquistata dalla Lombardia, dove Faye in agguato costringe l'intervento del difensore a dare palla a Diata. Diata gliela ritorna e adesso il Trento può ripartire dopo un'azione di disimpegno pericolosa per il pressing sfrenato di Faye. C'è un ottimo intervento intanto di Leanza, che concede una touche alla provincia autonoma di Trento, che può imbastire una nuova azione. Vediamo se questa azione si concretizzerà. Qua c'è un'ottima azione di Santuari. Santuari però non riesce a ricolpire la palla diventa un campanile altissimo. Vedremo chi ce la fa a recuperare la sfera. Chi ce la fa a recuperare la sfera è Cabori per un attimo, perché il numero 3 del Trento gliela rileva, e allora il Trento può provare ad avanzare con Kasper Bach, che può metterla in mezzo. Il cross è ottimo per la sponda del numero 17 Santuari. Il Trento è pericoloso, ma arriva il fischio da parte del direttore di gara, e allora sarà un calcio di punizione a favore della Lombardia, fischio per gioco, per posizione di fuorigioco. Quindi Federico Di Carlo commissiona una punizione che batterà il numero 12 Filippo Negri, che appoggia ad Alessi. Alessi scarica ad un compagno posizionato nella zona di terzino destro, la palla ritorna ad Alessi. Alessi ha spazio, può passarla a Fiorin. Fiorin allarga per il numero 10 Gaverini. Gaverini punta e ridà a Fiorin. Fiorin spazio e apre in direzione del terzino destro il numero 15 Leanza, che dà la palla ad Alessi. Alessi poi ha spazio, potrebbe provare ad avanzare verso la tre quarti, poi preferisce scaricare invece per Rapone. Rapone cerca il numero 8 Faye, viene murato, sarà rimessa laterale per la Lombardia. La Lombardia cerca molto la fisicità di Faye lì davanti. Faye fino ad ora ha controllato quasi tutti i palloni che gli sono arrivati, e quindi lo schema sembra collaudato. Rimessa laterale battuta da Leanza. Leanza cerca Faye, si gira il numero 8, lo fa benissimo. Non fa benissimo invece il cross, perché Bellingheri non è altissimo e non può arrivare su quel pallone che si disperde in rimessa laterale. Allora sarà rimessa laterale per la provincia autonoma di Trento. C'è una contesa tra due giocatori, uno del Trento e uno della Lombardia. Alla meglio la Lombardia, che va avanti con Boni. Boni può allargare per Leanza. Leanza ha spazio, può passare la palla di nuovo a Boni. Boni la gira in direzione del capitano Giuliani. Giuliani dà a Bellingheri. Bellingheri può puntare l'avversario. Bellingheri finta, si accentra, scarica per Alessi. Alessi poteva provare, in realtà no, perché è stato benissimo chiuso lo spazio da parte del numero 6 del Trento Ferrari. La Lombardia prova ad avanzare sull'out di destra. Qui c'è un'ottima azione di Capore, la mette in mezzo. La palla finisce però in rimessa dal fondo senza nessuna deviazione. Alla rimessa andrà Diata. Diata forte a cercare un compagno, lo trova, e allora il Trento diventa pericoloso con Santuari. Santuari può andare avanti, vince un rimpallo. L'ultimo tocco però poi è il suo, quindi il rimpallo
che inizialmente aveva vinto Santuari, lo vince poi definitivamente Boni, e allora la Lombardia può battere una rimessa laterale già battuta proprio su Boni. Boni scarica per il numero 9 Fiorin, Fiorin può andare avanti, poi dà la palla al numero 11 il capitano Giuliani, da questi a Bellingheri. Bellingheri va a sfidare il suo collega numero 3 Bak Azper, ottiene una rimessa laterale che sarà nelle mani di Gaverini. Gaverini va a cercare Giuliani, Giuliani prova a girarsi, lo fa bene verso Bellingheri. Bellingheri potrebbe accentrarsi, preferisce invece scaricare in direzione di Boni. Boni ha spazio, scarica per Leanza a Mirko Alessi. La palla arriva per Fiorin. Fiorin ha spazio, potrebbe provare col sinistro, lo fa! Il tiro però colpisce i cartelloni pubblicitari, va fuori, non impensierendo minimamente Bruno Diata. Bruno Diata va al rinvio. Il pallone viene intercettato però dal numero 9 Lombardo Fiorin. Vediamo se Fayet lotta. La risposta è sì, lotta e ottiene un'importantissima rimessa laterale in posizione offensiva. Si occuperà della battuta il terzino Gaverini oppure Bellingheri. Bellingheri lascia la palla al proprio compagno con la 10. Gaverini si appoggia per Alessi. Alessi di nuovo Gaverini. Ancora Alessi, col destro potrebbe aprire il gioco, preferisce in realtà ripartire da Fiorin e da Boni. Boni ha spazio, allarga per Leanza. Leanza Alessi, Alessi salta un avversario, Alessi poi tira. Il tiro però non è molto pericoloso, è un tiro piano, neanche preciso, si spegne di molto sul fondo. Allora può andare alla rimessa laterale Diata. Portiere che gioca nel USD Arco 1895. Alla battuta proprio Diata chiama la sua linea difensiva a stare alta perché procederà con un rinvio, e così il rinvio viene intercettato però dal numero 9 Lombardo. Il Trento la riconquista, poi un batti favorisce per un attimo Fayet, poi la difesa del Trento. Il Trento allora può andare avanti con Cecherini. Cecherini lancia in direzione di un attaccante. Un nuovo batti favorisce il numero 6 Thomas Ferrari, che prova a lanciare per Bazzanella. La palla viene intercettata senza alcun problemi dal portiere Lombardo, che aspetta che Santuari gli venga incontro per bloccare la sfera con le mani e far ripartire il gioco da Fiorin. Fiorin per Gaverini. Gaverini ha spazio per lanciare verso Fayet. Fayet controlla il pallone, riesce ad ottenere una buona linea di passaggio per Giuliani. Giuliani allarga tutto verso destra. La palla in questo momento è per il numero 18 Rapone. Rapone col sinistro prova a cercare Fayet. La palla viene intercettata dalla difesa del Trento, però la Lombardia la riconquista subito. La palla arriva a Gaverini. Gaverini da questi a Mirko Alessi. Alessi la gira ancora per Rapone. Rapone col sinistro prova a metterla in mezzo per Fayet. La palla viene spazzata per un attimo dal Trento. Ancora Lombardia. Cabori, finta di Cabori, si accentra e poi la preferisce allargare al suo compagno con la numero 3 che la mette in mezzo. Il cross viene ribattuto, sarà calcio d'angolo per la Lombardia. O rimessa dal fondo, no, sarà rimessa dal fondo tra le proteste di Bellingheri. Diata va a rinviare. Rinvio che sarà di nuovo lungo se vince dalla linea difensiva, e questo rinvio viene preso di nuovo per l'ennesima volta da Fiorin. Poi c'è una palla che potrebbe diventare insidiosa, ma c'è un'ottima lettura di Boni.
Boni ha allargato direttamente per un suo compagno che però non è riuscito ad ottenere il possesso della palla in un primo momento. Poi c'è Fayet che invece si gira e subisce un ottimo calcio di punizione dalla linea 3/4 del campo. Siamo arrivati a metà della prima frazione di gioco, la Lombardia conduce per 1-0. Decisivo il gol del numero 3 Bellingheri al primo minuto. Adesso può girare il pallone Fiorin. Fiorin col sinistro cerca Fayet. Fayet riesce ad agganciare la palla. Vediamo se riesce a girarsi. La risposta è no, perché c'è un ottimo difensore del Trento che poi subisce fallo. Sarà punizione per la selezione provinciale trentina. Della punizione si occuperà Diata, che procederà ad un nuovo rinvio. Fino ad ora questi rinvii di Diata non si sono dimostrati molto efficaci, in quanto il numero 9 Lombardo Fiorin li ha sempre intercettati di testa. In questo caso intercetta il numero 14 Cabori. La palla però finisce in fallo laterale a favore del Trento da posizione di 3/4 campo. Arriva un'ottima palla in direzione di Ferrari. Nuova rimessa laterale per il Trento. Attenzione, c'è una mischia in aria, la sponda favorisce il numero 6, appunto Ferrari. La palla si disperde sul fondo e viene recuperata con calma dalla difesa e dal portiere lombardo. Vediamo se la Lombardia procederà ad un rinvio o procederà invece a girare palla. Preferisce girare palla la squadra lombarda. Palla che arriva a Capore. Attenzione però, perché in questo disimpegno la Lombardia si prende più di un rischio. Riesce però ad uscirne fuori Fiorin, allarga in direzione di Capore. Capore va a puntare il numero 6 del Trento Ferrari. La palla viene intercettata però proprio da Ferrari. Il Trento, vediamo se riesce a ripartire. No, perché c'è un ottimo intervento di Giuliani. Il numero 15 del Trento riconquista palla e la gira al terzino Bach. Da questi al difensore centrale Cereghini. Cereghini procede al lancio. Lancio che però è fuori giri sia per l'esterno sia per il numero 18 Segata. E di conseguenza ci sarà rimessa laterale per la Lombardia. Arriva il lancio verso Fayet. Fayet non riesce a stoppare il pallone, allora il Trento può ripartire. C'è un giro palla veloce per Cereghini. Cereghini rischia tantissimo, si fa rubare palla da Giuliani. Giuliani può entrare in aria col destro, prova a metterla in mezzo di Trivela. C'è un ottimo intervento di Pedrotti. La palla scema in calcio d'angolo che sarà battuto dal numero 3 Bellingheri, con la difesa trentina che dovrà affrontare l'offensiva lombarda. Ci sono 6 giocatori lombardi in aria più 2 al vertice pronti a raccogliere una potenziale ribattuta. C'è Bellingheri alla battuta di questo calcio d'angolo, ma l'arbitro di Carlo decide prima di confrontarsi nelle marcature, di spiegare cosa si deve fare, cosa non si deve fare, di evitare i colpi scorretti, e solo adesso il calcio d'angolo può essere battuto. Bellingheri la mette in mezzo al secondo palo. C'è un'ottima uscita di Diata che poi potrebbe far ripartire velocemente i suoi, non lo fa, e allora il Trento ripartirà con calma. Diata allora la può allargare al numero 15 del Trento, Piazza la può allargare al terzino. C'è un ottimo movimento da parte degli attaccanti verso la linea difensiva appunto lombarda. Il movimento è stato apprezzato ed è stato servito, ma la linea difensiva lombarda riesce a reagire. Qui c'è un ottimo intervento ancora di Cabori. La palla viene girata per Cabore, magia di Cabore che nasconde la palla a due avversari, poi rischia un po' di esagerare ma non perde il possesso della palla. La palla viene girata per il numero 9 Fiorin ha spazio, se lo prende tutto, dribbla un avversario, cerca Fayet, la palla è di ritorno per Fiorin, ma c'è l'ottimo intervento di Cegherini. La palla viene spazzata in direzione del numero 17 Santuari. Lo stop di Santuari è non buonissimo, ma gli permette di ritornare sulla palla. Il passaggio invece consegna la palla alla Lombardia, la Lombardia che ha spazio sull'out di destra. C'è una conclusione
del numero 15 Leanza. La conclusione però si spegne sul fondo, il portiere la battezza fuori e allora Diata provvederà alla battuta della rimessa dal fondo. Rimessa al fondo che sarà ancora lunga. Fino ad ora però tutte le rimesse dal fondo lunghe hanno visto primeggiare al numero 9 lombardo Fiorin. Vediamo se è anche questo il caso. No, perché è una battuta un po' più corta e allora la palla viene contesa dalla seconda linea difensiva della Lombardia, non dall'ultima. Alessi ottiene una punizione già battuta verso il numero 15 Leanza. Leanza la fa girare per Boni. Boni per Fiorin. Ancora Boni. Pallone un po' lungo, Boni deve correre ma riesce a riconquistare la sfera con calma. Non c'è stata la pressione del Trento a mettere difficoltà, c'è stato un passaggio un po' difficile di Fiorin ma Boni è riuscito a recuperare. Qui c'è un'ottima triangolazione che favorisce Bellinghieri. Bellinghieri può andare sul fondo, vediamo, punta l'uomo, sono due gli avversari, uno in realtà si disinteressa e va a coprire la sovrapposizione. La palla può arrivare ad Alessi, Alessi la può allargare per Leanza, Leanza col destro la dà proprio a Bellinghieri, Bellinghieri fa un movimento sulla linea alla calcio a 5 verso la linea di fondo, poi capisce che non può controllare la palla, affida la palla in rimessa laterale, concedendo un male minore rispetto alla rimessa al fondo. Rimessa laterale già battuta dalla provincia autonoma del Trento, che può provare con un lancio a cercare uno degli attaccanti e così, ma la palla viene subito rintercettata da Leanza. Leanza va a lottare e l'ultimo tocco è proprio di Leanza. Rimessa laterale a favore della provincia autonoma di Trento. C'è intanto un uomo della Lombardia a terra, è richiesto l'aiuto degli assistenti sanitari. Speriamo nulla di grave. Nel frattempo i calciatori ne approfittano per bere, la giornata non è molto calda, ha alternato sprazzi di sole a momenti di pioggia, per fortuna non intensissima, pioggia che si è abbattuta all'interno del campo, all'interno della città di Santa Teresa di Riva durante il riscaldamento delle due squadre. Invece col riscaldamento finito direi che ha cessato totalmente di piovere. Qui invece c'è un cambio tra le file della Lombardia, non ce la fa quindi a rientrare in campo il numero 15 Leanza. Al suo posto subentra il numero 13 Asnaj. Quindi fuori Leanza, dentro Asnaj. Prima sostituzione della giornata, mentre ci sono due calciatori della provincia autonoma di Trento che si scaldano, due calciatori anche della Lombardia che si scaldano. C'è da dire che questo cambio magari non era premeditato, ma è stato dovuto fare per via dell'infortunio che è in corso il numero 15. Qui invece Cabori non riesce a servire un compagno, manda la palla in rimessa laterale che viene già battuta dalla provincia autonoma del Trento. Arriva un cross, uno spiovente, un confronto tra i due numeri 9 in linea difensiva. Il Trento riesce a mantenere il possesso della palla e riesce a servire Bach che può avanzare sulla destra. Si ferma Bach, vediamo se andrà il cross. La risposta è sì, ma viene subito murato da Bellinghieri. La palla viene però conquistata dal numero 15 del Trento, Piazza difatti la consegna però a il numero 14 Cabori. Cabori potrebbe servire anche Bellinghieri, ha spazio Cabori, si accentra, serve invece Fayet, c'è l'intervento di Bach non preciso, Fayet la dà Bellinghieri. Bellinghieri punta l'avversario, va sul fondo, sterza, la può dare a Fayet, Fayet viene anticipato e allora c'è la palla che viene raccolta da Mattivi ma messa in fallo laterale. Mattivi ha preferito non rischiare un disimpegno magari difficile, preferendo un'azione più semplice, anche perché c'è stato un rimpallo che ha favorito la provincia autonoma del Trento, quindi la rimessa laterale è stata a tutti gli effetti del Trento. Quindi ottima azione difensiva da parte del difensore trentino. Della rimessa laterale si occupa Bach alla ricerca di un compagno, trova Svetta Fiorin di testa, Bellinghieri riesce a girarla, si affida però direttamente al suo portiere Filippo Negri, autore di una buona parata ad inizio partita subito dopo
Il gol della Lombardia, infatti il Trento per 2-3 minuti ha assediato l'area di Negri, Negri si è fatto trovare pronto, risultato che rimane quindi sull'1-1, la palla viene agguantata in questo momento da Snash, Snash ha spazio, può avanzare, poi preferisce scaricarla per Fiorin, Fiorin da questi a Snash preferisce girarla verso Alessi, Alessi riesce a girarsi con calma, tranquillità da veterano per il giovane calciatore lombardo, la palla viene presa da Boni che ha spazio, Boni lancia per Rapone, Rapone può avanzare, Rapone punta, poi preferisce dare palla a Gaverini, Gaverini con una magia cerca di nascondere palla, poi ha l'aiuto di Cabori, c'è una mischia sulla linea di fondo campo, sulla linea di fondo campo destra dove attacca la Lombardia riconquista la palla, arriva un cross, viene murato dalla difesa, il Trento ce la fa spazzare, ma è un'illusione perché la palla viene conquistata da Boni che la gira per Negri, Negri senza rischiare troppo nella pressione ritorna la palla a Boni, Boni va a lanciare e allora c'è un movimento da parte di Cabori che viene servito col destro, può calciare, tiro deviato, Diata evita anche il calcio d'angolo, può andare al rinvio il portiere che gioca oggi con la maglia numero 12, oggi e ovviamente tutto il torneo, rinvio di Diata forte verso un compagno, ma ancora la retroguardia lombarda non si fa sorprendere. Lombardia che anche in questa categoria non ha subito gol. C'è da dire però che la Lombardia femminile, che abbiamo commentato nel pomeriggio, non aveva subito gol, poi l'ha subito, è riuscito comunque a vincere, a condurre la partita con un risultato molto rotondo. Quarta partita per la Lombardia, che oggi ha giocato tutte le partite a Santa Teresa di Riva, ha ottenuto 2 vittorie, una ai rigori, una netta col femminile e una sconfitta contro il Lazio con l'Under 15. Adesso vedremo come andrà questo quarto di finale dell'Under 19, ricordando, intanto c'è un lancio per Fayet, ricordando il regolamento, infatti in caso di parità si va diritti ai rigori, non ci sarà la possibilità dei tempi supplementari, questo almeno fino alla finale. Alla finale invece si procederà anche con la disputa dei supplementari prima dei calci di rigore. Il pallone viene alzato da parte di Capori, di Raponi, Raponi poi la tocca con le mani, la palla esce fuori dal campo, ma viene comunque fischiato un calcio di punizione a favore della provincia autonoma del Trento, di Trento, pardon. Calcio di punizione battuto in direzione del numero 15 Piazza. Piazza preferisce scaricare per Cereghini. Cereghini, finta di Cereghini, ha spazio per usare il sinistro, la palla viene intercettata però dalla difesa. Fayet in agguato nel conquistare il pallone, non è così. E allora c'è un giro palla parziale del Trento, poi c'è un lancio in direzione del numero 3 che riesce a stoppare la palla. Lo stop di Zac è in realtà più un passaggio alle mani di Filippo Negri. Filippo Negri aspetta che Bazzanella gli va incontro per bloccare la palla con le mani, fa ripartire i suoi ripartono da Alessi, poi da un terzino, la palla ritorna a Negri, da questi da Snash. Snash rilancia verso Bellinghieri, Bellinghieri la prende di testa, la palla arriva verso Fayet, Fayet che viene anticipato al numero 13 del Trento, il Trento riesce a riconquistare palla per un attimo perché Bellinghieri lotta anche da terra, allora può ripartire con Cabori, Cabori ha spazio e cerca di servire Rapone che aveva anche egli spazio sull'out di destra, il passaggio però non è preciso e allora la palla si disperde sulla rimessa laterale che viene già battuta, la palla viene fatta girare dai giocatori difensivi della provincia autonoma di Trento, c'è un lancio in direzione del numero 18 ma viene intercettato da Giuliani, Giuliani la può dare per Bellinghieri, Bellinghieri scarica per Alessi, Alessi gira la palla per Rapone e da questi di nuovo a Bellinghieri, Bellinghieri che parte stavolta arretrato, palla per Alessi, continua ancora il giro palla lombardo, Rapone, Gaverini, Boni, Asnash,
Cioè adesso l'accenno di pressing, Asnaj se ne va, viene messo giù da parte di Mattivi, ottiene una punizione che viene già battuta. Continua il giro palla, la Lombardia, Asnaj aveva tentato un dribbling, è stato messo giù da Mattivi e quindi c'è stata questa punizione che di fatti non ha cambiato il possesso e non ha cambiato neanche la tipologia di possesso che la Lombardia sta eseguendo quest'oggi. Ovviamente dopo il risultato che è diventato favorevole sin da subito, può permettersi di gestire. Qui c'è un'ottima incursione di Bellingheri che serve Fayet, vediamo se riesce a girarsi il numero 8, sì, ma non riesce a colpire il pallone con la corretta potenza che richiede un tiro che deve diventare pericoloso e quindi Diatta riesce a bloccarla senza troppi problemi. C'è un lancio adesso in direzione del numero 17 del Trento, la palla viene anticipata dalla difesa della Sardegna, poi Zac, ma c'è un errore da parte di Santuari, però ha favorito un'azione del Trento. Adesso con la palla che viene spostata al lato di sinistra può crossare, lo fa col destro, Zac anticipa per la prima volta a Fiorin, il colpo di testa di Zac però non è pericoloso, c'è infatti una parata agevole per Negri. Siamo giunti al 37esimo, mancano 7 minuti più recupero al termine di questa prima frazione di gioco molto divertente, con le due squadre che hanno scambiato molto il pallone. C'è stato un possesso palla molto forte principalmente della Lombardia, ma anche il Trento ha avuto delle buone occasioni. Lombardia, lo ricordiamo, è passata in vantaggio al primo minuto con Bellingheri. Il Trento ha poi reagito in maniera feroce nei primi minuti, adesso ovviamente la reazione è andata un po' a scemare e la Lombardia mantiene il possesso palla. Giuliani, Asnaj va a lanciare in direzione di Fiorin, il pallone è impreciso per Fiorin, viene bloccata da Diatta, può ripartire il Trento. C'è un ottimo controllo di tacco da parte dell'esterno del Trento, il controllo però è tanto bello quanto in realtà inutile, in quanto ha perso la palla, il Trento può andare avanti, c'è un calcio di punizione, l'arbitro, il signor Di Carlo, aveva inizialmente concesso la norma del vantaggio che non si è concretizzata in quanto il Trento ha comunque perso l'inerzia dell'azione e di conseguenza viene fischiato un calcio di punizione che adesso viene battuto. Può continuare allora col giro palla la formazione trentina. C'è Zac libero sulla sinistra, voleva essere servito dal numero 15 Piazza, c'è stato però l'intercetto da parte di un difensore lombardo che non ha permesso il pallone non ha permesso al pallone di giungere sul calciatore del Trento. In questo caso c'è stato fischiato invece un fallo di Ponte ai danni di Mattivi, fallo di Ponte inteso ovviamente è stato effettuato un Ponte, non Ponte il nome. C'è un cross in aria, vediamo chi arriverà il pallone, arriva un calciatore del Trento, il Trento che passa in vantaggio, che pareggia, scusate, il Trento ha pareggiato, ha segnato il numero 9, gol di Filippo Mattivi di testa, calcio di punizione ottenuto da ottenuto sulla tre quarti, battuto perfettamente. Mattivi è svettato sulla difesa lombarda ed è riuscito a siglare il gol dell'1 pari. Quindi cambia il parziale al 40esimo, Lombardia 1, Trento 1, gol di Mattivi. Gol quindi effettuati a inizio della prima frazione e verso la fine sempre della prima frazione. Ristabilita la parità. Adesso vediamo come cambieranno l'assetto le due squadre. Vediamo se la Lombardia ritornerà ad attaccare dopo aver condotto praticamente tutta la partita. C'è la palla che viene girata per Rapone, Cabori con una magia riesce a liberarsi, riesce a servire di nuovo Rapone può passare la palla al terzino destro, la palla arriva per il numero 2 Mirko Alessi con un po' di fretta non riesce a trovare il compagno, si ripartirà da una rimessa laterale in favore del Trento che batte, c'è un lancio in direzione del numero 17, c'è l'ottimo intervento stavolta di Fiorin, la palla viene indietreggiata per il numero 12 che rinvia, lotta Giuliani in mezzo al campo, la palla viene riconquistata da Cabori va a servire il numero 10
Gaverini che però colpisce il pallone con le mani e allora sarà calcio di punizione sulla linea di centrocampo in favore della provincia autonoma di Trento. Vediamo chi si occuperà della battuta, in quanto gli attaccanti si stanno allontanando per affollare l'area di rigore di Filippo Negri. La palla viene però giocata corta, allora il Trento può iniziare un giro palla che porta appunto la sfera verso il capitano Cereghini. Cereghini però con la pressione preferisce concedere una rimessa laterale. Si occupa proprio Fiorin di questa rimessa laterale, che la gira per Asnaj. Asnaj può girare la palla per Alessi, ancora Asnaj e poi Boni. Boni la gira per Gaverini, ancora Alessi. Asnaj può avanzare col sinistro, si complica la vita, è costretto a perdere il possesso della sfera, sfera che viene recuperata da Giata e Giata fa ripartire i suoi. Quando siamo giunti al 43esimo c'è un lancio ora con il Trento che ha provato a verticalizzare, la palla viene però riconquistata dalla difesa lombarda e allora nuova rimessa laterale per il Trento. Trento che va a cercare il numero 6, non ci riesce, allora può ripartire la Lombardia con Alessi, la palla arriva a Giuliani, Giuliani ha spazio, Giuliani può passare la palla a Bellingheri, Bellingheri manca lo stop e allora sarà una nuova rimessa laterale per il Trento, stavolta la posizione è molto difensiva e allora la Lombardia può eventualmente alzare il pressing. Vediamo. Marcatura ovviamente ad uomo in questa fase. La palla viene conquistata però dal numero 9 Lombardi, classe 2007. C'è un ottimo intercetto e poi un controllo mancato da parte del numero 18 Emanuele Rapone. Trento che a differenza della Lombardia si schiera con numerosi 2007 anche tra i titolari. Numerosi sono Cereghini, anche capitano, Bach e Palusci. Lombardia invece ha convocato un solo calciatore 2007 che non potrà prendere parte del match in quanto squalificato. La palla viene spazzata fuori da Pedrotti, ci sarà rimessa laterale in favore della Lombardia quando il cronometro dice che mancano pochi secondi. Vedremo se ci sarà recupero. Le interruzioni più grandi sono stati i gol. Qui vediamo Alessi che ha spazio, serve il numero 3 Bellingheri, serve il numero 3 Bellingheri, sì. Rimessa laterale in favore della Lombardia. Bellingheri col destro gira la palla per Asnaj, da questi a Boni. Boni ha spazio, può passare la palla a Giuliani. Giuliani allarga verso il terzino destro lombardo potrebbe avanzare, lo fa in questo momento, va a cercare il numero 14 Cabori che viene affrontato dalla difesa trentina. Il Trentino per un attimo riconquista palla, poi c'è Snaj che la porta, rischia di perderla. Questi rimballi favoriscono Bellingheri, Bellingheri prova ad accentrarsi col destro, va a scaricare verso il numero 10 Gaverini, Gaverini la dà a Cabori. Di nuovo palla per Bellingheri, il cross arriva per Asnaj che viene anticipato, vediamo se arriverà di nuovo un calciatore della Lombardia, la risposta è sì. Fayet sponda verso Bellingheri che va giù per l'arbitro irregolare, allora può ripartire il Trento, vediamo se ci sarà un'azione, la risposta è no in questo caso invece perché c'è l'ottimo recupero di Alessi. Alessi gira la palla per il numero 18 Rapone viene messo giù e stavolta sì che c'è un calcio di punizione da una zona molto pericolosa in favore della Lombardia. Vediamo chi si occuperà della battuta, un sinistro di là può principalmente crossare, un destro potrebbe anche trovare più facilmente la porta. Va Bellingheri, chissà, probabilmente c'è anche Alessi, eventualmente col sinistro. Due uomini che diventano tre in barriera per il Trento. C'è
5 uomini a saltare in aria, quindi potrebbe anche esserci un cross. C'è Giuliani che si mette tra la barriera per sfruttare le potenzialità di uno schema. La palla viene toccata per il numero 2 che calcia. La palla ritorna a Bellingheri. Bellingheri la stoppa. Giuliani va a lottare. La palla finisce in fallo laterale per la Lombardia. Bellingheri adesso dà al capitano Giuliani col tacco. Giuliani riesce a saltare un uomo? No, perché c'è un ottimo intervento da parte della difesa trentina. C'è da segnalare comunque che la posizione di Giuliani era di fuorigioco e allora Diata andrà alla battuta di questo calcio di punizione dal fondo campo. Rinvio di Diata. Vediamo chi colpisce la palla, la colpisce Cabori. L'arbitro dice che può bastare per questa prima frazione di gioco. Primo tempo che si conclude sul risultato di 1-1. Al gol di Bellingheri ha risposto il gol di Mattivi. 1-1 importante per il Trento che è saputo reagire al gol dell'1-0. A dopo.
poi. Siamo ricollegati dal campo comunale di Santa Teresa di Riva. Rimessa in gioco che sarà a favore del Trento. Non ci sono stati cambi in questo intervallo. C'è stato un cambio invece nella prima frazione di gioco. Filippo Leanza è uscito per infortunio. La rimessa in gioco era stata irregolare, adesso invece è corretta. Il Trento procede con un lancio a cercare il numero 6 della propria selezione. Il rimpallo da parte di Gaverini con un calciatore del Trento favorisce la fuoriuscita del pallone dalla linea di fondo campo e allora la Lombardia potrà ripartire col proprio portiere e il proprio giro palla. Vediamo il lancio in direzione di Feillet. Feillet riesce ad agganciare il pallone, non a controllarlo, e va a concedere una rimessa laterale a favore del Trento. Se ne occupa il numero 11 Palusci. La palla diventa insidiosa. Il numero 13 Lombardo preferisce scaricare al proprio portiere, che provvede a lanciare per Feillet. Feillet non arriva al pallone, il pallone però viene conquistato comunque da Bellingheri. Bellingheri viene contrastato dal numero 13 del Trento, Pedrotti. Per l'arbitro l'intervento di Pedrotti è regolare e allora il Trento può ripartire sull'auto di destra adesso con il numero 3 Bach, salto un uomo, può avanzare, scarica per il numero 17 che prova a servire Mattivi, autore del gol, non ce la fa. E allora la palla viene consegnata a Bach, che provvederà a rimetterla in gioco con una rimessa laterale, rimessa lunghissima, a cercare qualcuno al centro dell'area, arriva l'aggancio, la difesa lombarda però si organizza e riesce a ripartire. Lombardia che ha subito il primo gol in questo torneo proprio nella sfida di oggi. Qui c'è invece una buona giocata di Cabori, la palla arriva al capitano Giuliani, da questi a Asnaj, la palla arriva all'altro terzino, il numero 9 Fiorin, ancora Asnaj, Boni, può avanzare Boni dà la palla per Rapone, Rapone serve a Cabori, Cabori controlla la palla, la mette in mezzo, c'è una deviazione da parte del numero 13 Pedrotti e allora ci sarà calcio d'angolo a favore della Lombardia. Vediamo chi si occupa della battuta di questo calcio d'angolo. Chi si occupa di questa battuta è il classe 2006, come il resto tutti i convocati della Lombardia, Emanuele Rapone, giocatore dell'Ardor Lanzate. Sono 6 i giocatori della Lombardia in area, di questi 5 in area piccola, una super mischia in area piccola, ed è proprio per questo che l'arbitro Di Carlo vuole parlare con il proprio team, con i propri team, per mettere in ordine nell'area e poi fa procedere alla battuta di questo calcio d'angolo che viene battuto troppo sul portiere. In ogni caso c'è stata una spinta di troppo in aria e allora ci sarà un calcio di punizione in favore della selezione provinciale del Trento di Trento. Rinvia Bruno, Diata lungo, c'è l'anticipo però da parte della difesa lombarda, poi la palla rimane al centrocampo, 3 giocatori del Trento accerchiano Giuliani, c'è il lancio in direzione di Filippo Mattivi che va in rovesciata, ha cercato il gol in acrobazia, la palla però è stata debole e quindi di facile parata per il suo omonimo, tra le altre cose si chiama anche lui Filippo Negri. La palla viene stoppata da Feillet per Cabori, Cabori viene accerchiato da 3, subisce fallo e allora ci sarà un calcio di punizione a favore della Lombardia. Si occuperà lo stesso Cabori della battuta del calcio di punizione, in realtà no, si allontana
lascia la battuta al numero 18 Emanuele Rapone. Vediamo se la giocherà corta o andrà dritto in aria. In realtà si fa appoggiare la palla e allora può andare avanti. Avanza ancora Rapone. Rapone può passare la palla al suo capitano che la mette in mezzo. C'è una deviazione, c'è una seconda deviazione che allontana il pallone. Attenzione perché uno scontro tra numeri 9 è andato come una furia Filippo Mattivi a cercare di recuperare il pallone da Nicolò Fiorin. La Lombardia riesce a ripartire con Boni. Boni effettua un lancio per Fayet. Fayet riesce a controllare la palla, a scaricare per Emanuele Rapone. Emanuele Rapone potrebbe puntare, vediamo se lo fa. Va col sinistro, porta la palla invece sul destro verso l'esterno, ma c'è un ottimo intervento da parte della retroguardia del Trento. Si tratta di Cristi Palusci. C'è intanto la palla che viene rimessa in gioco, ancora Rapone, la può dare al suo capitano, il numero 11 Giuliani, che la mette in mezzo. Il tiro cross è un po' insidioso per Bruno Diata, che però battezza la palla fuori, palla che di fatti finisce fuori, e allora può andare alla battuta della rimessa dal fondo il numero 12 Trentino. I calciatori sia del Trento che della Lombardia si alzano e allora rinvio lungo di Diata, prima palla che viene colpita dalla Lombardia, la seconda palla pure, e allora può avanzare la Lombardia col numero 3 Bellinghieri. Bellinghieri cerca di servire Fayet, c'è invece l'ottimo intervento del numero 3, sì, ma del Trentino, ossia Buck Kacper. La palla finisce in fallo laterale per la Lombardia, fallo laterale già battuto, viene cercato il numero 14 Cabori. Fayet va a lottare, non riesce però a controllare la palla e allora sarà una nuova rimessa dal fondo di Diata. Stavolta la linea difensiva è molto più bassa, quindi Diata poteva darla velocemente, preferisce comunque darla lunga, ed è così che si sistema la linea difensiva del Trento e di conseguenza la linea offensiva della Lombardia. Il rinvio di Diata è indirizzato del confronto del numero 17 Santuari, c'è però che commette però un fallo di gioco pericoloso e allora sarà calcio di punizione per la Lombardia. Santuari che viene anche richiamato da Di Carlo. Si procede alla battuta del calcio di punizione con Mirko Alessi che può avanzare, dribbla lo stesso Santuari, la palla viene girata verso il numero 13 Asnaj. Asnaj porta palla per Fiorin. Fiorin ha spazio, va avanti, l'intervento è falloso però di Fiorin e quindi ci sarà un calcio di punizione in zona difensiva in favore del Trentino. Vediamo chi si occupa della battuta di questo calcio di punizione. Dovrebbe essere il numero 15 Piazza. Vediamo se anche Piazza andrà al rinvio. L'arbitro fischia, il rinvio c'è stato, ma c'è stato Fiorin che sovrasta il proprio marcatore. Per l'arbitro anche questo intervento di Fiorini è stato falloso e allora nuovo calcio di punizione per il Trentino e stavolta da una posizione un po' più offensiva. Lo sanno i calciatori del Trento, appunto, che affollano l'area di rigore del portiere del Mariano Calcio Filippo Negri. Il cross sarà effettuato col mancino. Sono 7 i calciatori del Trentino tra area di rigore e vertice. Arriva un cross che viene però facilmente intercettato dal numero 2 Alessi. C'è una lotta con Iano e il numero 3 della Lombardia Bellinghieri. Giro palla della Lombardia, ma la Lombardia commette una leggerezza, allora con questa palla Santuari si lamenta poi con
un po' con i propri compagni di squadra. Sarà rimessa laterale a favore della Lombardia. Si occupa di questa rimessa laterale Gaverini. C'è un scontro, l'ultimo tocco è di Fayet e allora sarà rimessa laterale per il Trento. Battuta la rimessa laterale, adesso il Trento la fa girare, del capitano Cereghini che solo serve a Iano. Iano cerca un'ala, non la trova e allora la palla viene riconquistata dalla Lombardia con Bellinghieri che può servire a Cabori. Cabori, non è Cabori scusate, ma è Rapone. C'è un tocco da parte del calciatore lombardo e allora il Trento può procedere alla battuta di questa rimessa laterale che viene battuta da Bach. La battuta serve in realtà Bellinghieri che salta un avversario, ora punta lo stesso Bach, mette in mezzo un cross che poi diventa un'azione pericolosa in quanto il rimpallo aveva favorito Cabori per un primo momento. La difesa del Trento comunque si fa trovare pronta, adesso viene spedita la palla al portiere che commette per una leggerezza, allora il Trento potrebbe approfittarne, subisce fallo il numero 4 del Trento, Bazzanella, cartellino giallo per un giocatore della Lombardia, si tratta del numero 10 Gaverini e calcio di punizione in fase pericolosa per il Trentino. Alla battuta va Piazza col mancino. Salgono le torri. C'è solo un uomo in barriera. Piazza che molto probabilmente andrà comunque al cross. O potrebbe anche giocarla corto su Iano. Vediamo cosa sceglie il numero 15 Scuola Levico Terme. Il cross è troppo sulla linea difensiva della Lombardia che adesso può ripartire. Attenzione, Cabori ha spazio, preferisce però fermarsi, viene affrontato da due uomini, subisce fallo e allora calcio di punizione per la Lombardia. Calcio di punizione affidato da Snaj, già battuto, giro palla per Boni, Boni la gira per Gaverini. Gaverini ha un po' di spazio, se lo prende, poi preferisce scaricare per Giuliani. Giuliani può avanzare, cerca di servire Fiorini. Il pallone rimpalla sul calciatore lombardo, termina in rimessa laterale in favore del Trento. Si occupa della battuta Kacper Bach. La battuta è insidiosa verso Mattivi, viene stoppata poi da parte di un giocatore della Lombardia, poi il Trentino prova in un primo momento, poi la Lombardia riesce a riconquistare la palla con Kacper Bach che consegna la palla in fallo laterale, rimessa laterale che sarà battuta dal Piemonte, dal numero 9 Fiorin, che cerca Fayet, non trova né Fayet né Bellinghieri che era dietro, trova però una nuova rimessa laterale da posizione più avanzata e quindi Lombardia che comunque sulla linea laterale in questo momento sta mettendo un po' di pressione al Trento. La palla arriva a Bellinghieri che punta, in realtà era un passaggio che poi si concretizza, la palla di ritorno, Cabori, tiro a rete, ha segnato Cabori, 2-1, ritorna in vantaggio la Lombardia, tiro di Cabori col destro sul palo alla destra del portiere, Lombardia che si riporta in vantaggio, esulta con tutta la squadra, ginocchiandosi a terra. Ottima l'azione di Bellinghieri, la palla è stato un triangolo con Cabori, la palla è ritornata a Cabori, Cabori col destro è riuscito a trafiggere, riguardiamo il gol, col destro è stato preciso nel primo palo a trovare il gol del 2-1, quindi cambia la situazione allo stadio comunale. La Lombardia è in vantaggio per 2-1. Il Trento che stava amministrando e difendendo bene, devo dire,
il pareggio. Adesso si ritrova a rinseguire, esegue infatti un cambio. In questo momento fuoriesce il numero 17 Santuari, al suo posto subentra, vediamo il numero di maglia, subentra il numero 8 Luca Livia. Scuola USD Arco, può avanzare adesso il Trento, la palla è troppo corta, poi questo rimpallo favorisce ancora il Trento con Bazzanella. Bazzanella spazio, viene affrontato da Asnaj. Asnaj va avanti, subisce fallo, c'è la norma del vantaggio? No, perché c'è anche un cartellino giallo per il numero 3 del Trento, ossia Buck Kacper. E allora, calcio di punizione procurato da una bella scaloppata di Asnaj, che adesso rimane a terra, e adesso di nuovo la Lombardia non avrà tutta la fretta del caso per rimettere il pallone in gioco. Ci sono 4 giocatori della selezione lombarda che si stanno scaldando, 3 invece della selezione trentina. E ancora a terra il numero 13, si rialza e allora si potrà procedere alla battuta di questo calcio di punizione. L'Under 19, in caso di vittoria, sarebbe la terza selezione lombarda a qualificarsi alle semifinali. Ottima media, 3 su 4 tornei. C'è un confronto nella zona mediana lì. La palla viene conquistata dal numero 8 del Trento, Olivia, che può allargare per Diano. Cabori però è presente, riesce a recuperare ed allargare la palla per Bellinghieri. Bellinghieri può puntare il suo avversario, scarica per Fayet. Fayet viene però affrontato e battuto in questo caso da Buck. Buck allontana la palla non può essere controllata in favore della Lombardia. Si occupa della rimessa in gioco il numero 9 Fiorin. Fiorin cerca e trova il capitano, che però ha un aggancio non ottimo. Fiorin riesce però a riconquistare la palla, ad andare avanti, a saltare 1, 2, 3 giocatori. Il terzo in realtà no, infatti la palla viene riconquistata per un attimo dal Trento. C'è una deviazione del calciatore della Lombardia, la rimessa laterale sarà del Trento, affidata a Kasper Buck. Buck rinvia lungo e viene però anticipato. Nuova rimessa laterale, che però sarà battuta dopo il calcio d'angolo, dopo il cambio, scusate. Fuoriesce il numero 9 Filippo Mattivi, autore del gol che aveva portato il risultato sul parziale di 1 pari. Subentra il numero 14 Sebastiano Perugini. Scuola Rovereto. Quindi il Trento prova con questo cambio magari a cambiare le sorti del match, a trovare almeno un gol che starebbe a significare rigori. In caso di 2 passerebbe ovviamente il Trento. Arriva intanto il cross deviato e la Lombardia riesce a spazzare dove c'è Fayet, che tiene palla, la difende e allarga bene per il numero 18. Il Trento riesce però a conquistare la palla e Cabori si deve concedere per forza una rimessa laterale in zona offensiva al Trento, che adesso avanza con Piazza dribbla Fayet, cerca di allargare il gioco per Ferrari. Ferrari non riesce a controllare e allora rimessa laterale per la Lombardia. Della rimessa laterale si occupa il numero 10 Lombardo Gaverini. Gaverini consegna la palla al Trento, aveva cercato Fayet, non l'ha trovato, qui però c'è un liscio che stava quasi per favorire Fayet. La palla viene spazzata e diventa facile preda per il portiere lombardo, che poi va giù per guadagnare anche qualche secondo prima di far ripartire il gioco. Gioco che riparte. Non ancora.
Adesso mette la palla a terra e il gioco può ripartire con un lancio in direzione di Fayet, che viene però anticipato. Qui c'è il colpo di tacco del capitano col numero 11 Giuliani. La palla viene però conquistata dal Trento. Il lancio di Iano è ottimo per il numero 4 Cereghini, anzi no, Bazzanella, scusate. E c'è un'ottima uscita di Negri. Cereghini è il capitano e il numero 5. Scusate, Fayet non riesce a controllare il pallone. La palla arriva da Asnaj ha spazio sull'out di sinistra, può avanzare, passa la palla al numero 14 che scarica, il cross può essere ottimo, viene spazzato e c'è poi l'intervento buono del numero 18 Lombardo, Rapone, che poi scarica per Gaverini a Cabori gira palla per Asnaj e Asnaj per Bellinghieri si gira ancora, la palla viene consegnata al portiere Filippo Negri può girare per Boni, da questi a Cabori per il numero 10 Gaverini punta un avversario, non riesce ad ottenere però il possesso palla, la palla viene riconquistata dal Trento, poi spazza Diata che evita Fayet e allora il Trento ha possibilità di andare avanti. No, perché la palla viene presa dalla Lombardia per Gaverini a spazio. Giuliani da dietro. C'è un'apertura per Rapone può puntare l'avversario, cerca l'1 contro 1, si accentra, può provare il sinistro, deviato, diventa buono per Fayet in rovesciata. Cerca l'Eurogol Fayet, non gli riesce, la palla fuoriesce, non di troppissimo. Certo che se riusciva a trovare un gol con questa acrobazia, diciamo che veniva giù lo stadio, almeno il settore dei tifosi lombardi. C'è un giocatore del Trento a terra, si rialza e allora Diata può mettere il pallone nella propria area piccola ed è pronto a ricominciare una nuova fase offensiva per la sua squadra. Siamo giunti a più di metà del secondo tempo, il tempo strisce e Diata va lungo verso un suo compagno di squadra. C'è un lancio per il numero 8 del Trento che però viene anticipato da un'ottima uscita di Negri che poi finisce a terra. Negri ottiene il calcio di punizione, mette la palla a terra e allora procederà al rinvio. Negri invita i suoi a stare stretti, va adesso al rinvio che è per Fayet non riesce a controllare la palla, in realtà è un bene per lui perché l'ultimo tocco è di Bach e la rimessa laterale è di nuovo della Lombardia in zona d'attacco e può tenere per un po' di tempo fuori dalla zona di pericolo gli avversari. Qui è un ottimo rimessa laterale per Bellinghieri, la palla viene riconquistata al Trento per un attimo, ritorna tra il possesso della Lombardia, adesso di nuovo del Trento, il Trento può ripartire con un lancio a cercare il numero 16, esce però benissimo il portiere lombardo Negri, la palla viene buttata in fallo laterale, però ottimo il tempismo di Negri che anticipa i suoi avversari ed evita maggiori rogne. Rimessa laterale battuta lunga, il Trento prova a conquistare palla sfruttando qualche rimpallo. La Lombardia fino ad ora invece è uscita bene da questa zona di pressione del Trentino Alto Adige, cerca Fayet però viene anticipato dal numero 13 del Trento che però non riesce a servire Livia come avrebbe voluto. La palla viene però consegnata in rimessa laterale che sarà battuto da Bach. C'è prima un altro cambio del Trento, fuoriesce il numero 15 Thomas Piazza, a Thomas Piazza subentra il numero 10 Arber Neziri.
Cambio quindi offensivo con Neziri che subentra a Piazza più difensivo di Neziri. Ci sarà una rimessa laterale affidata a Bach cerca proprio il nuovo entrato, non lo trova, la palla arriva a Perugini però la perde, vince poi il rimballo, ancora Perugini, può andare avanti, la palla viene messa in mezzo proprio per il nuovo entrato Neziri, la difesa lombarda riesce a spazzare, qui Feillet si strattona con il capitano del Trentino, poi riesce a conquistare palla, sono però 6 le maglie bianche che circondano il numero 8 della selezione lombarda e allora Feillet ottiene il massimo che può ottenere da questa situazione, ossia la rimessa laterale che sarà battuta dopo questo cambio. Fuori esce il numero 18 della Lombardia, stiamo parlando di Emanuele Rapone, subentra il numero 16 Morotti. Morotti va a servire il proprio difensore centrale che gira la palla, c'è uno scarico nei confronti del numero 18 che ottiene con una magia un possesso di palla che sembrava isperato, poi c'è un intervento da parte del difensore del Trento, qui c'è un calciatore trentino che rimane a terra probabilmente con uno scontro con un suo compagno, ha un forte dolore, si tocca la gamba, sarà rimessa laterale in favore della Lombardia. Vediamo se si rialza il calciatore in terra. Il calciatore in terra è il numero 13 del Trentino, Gabriele Pedrotti, calciatore del Vipo Trento. Sembra però potersi rialzare e rimettersi in difesa. Rimessa laterale affidata a Giosuele Gaverini che cerca il numero 16 della propria squadra, che riottiene il pallone. È una furia Morotti, il neoentrato ha tante energie da spendere, riesce ad allargare sull'out di sinistra, una buona giocata da parte di Fiorini, avvantaggia di nuovo Morotti che riesce a girarsi, può scaricare per il capitano che porta la palla al numero 18 Rapone. Allora non è uscito lui, anche se la vagnetta numerosa ci segnalava che fosse fuoriuscito il numero 18 al posto di Rapone, invece era il numero 8, è uscito Feillet e non Rapone. C'è un rinvio da parte del portiere trentino, cercare qualche maglia amica, non la trova, la Lombardia con Rapone prova a minare qualcosa, non ce la fa, il Trentino riesce ad ottenere il possesso palla con Pulisci che va a cercare qualcuno lì davanti. C'è un confronto aereo, due confronti aerei che favoriscono il numero 8 Livia. Livia può scaricare per Bazzanella, Bazzanella la mette in mezzo ancora per Livia, Livia si allarga, crossa e ottiene un calcio d'angolo, no, perché c'è l'ottimo intervento da parte di un difensore lombardo e allora sarà solo rimessa laterale comunque da zona molto offensiva e quindi potrà essere comunque un'idea il cross. Rimessa laterale lunga che viene effettuata, la palla è stata messa dietro, cercava la sponda, un appoggio per un giocatore, il rimballo favorisce qui l'azione della Lombardia con Cabori che cerca il numero 16 Morotti, il numero 3, scusate, Bellinghieri può andare avanti, Bellinghieri punta uno, salta il secondo, il terzo no, la palla però arriva ad Alessi dribbla il suo avversario, potrebbe scaricare, non lo fa, continua a portare palle il numero 2 Lombardo. Asnaj va a cercare il numero 9 Fiorin, vediamo se arriva sul pallone, sì, lo tiene non per il guardalinee che fischia che il pallone è fuoriuscito e allora si procederà con la rimessa del pallone in gioco di Bruno Diata quando siamo giunti al 30° quasi minuto della seconda frazione, ultimo quarto d'ora per le speranze del Trentino. Diata
va a lungo rinvio. Pallone arriva però a un suo compagno che non riesce però a recapitarlo al numero 10 Neziri. Può ripartire allora la Lombardia per un attimo perché c'è un ottimo intervento di Cereghini. Cereghini fa rimbalzare la palla ad un calciatore della Lombardia. Sarà rimessa laterale che batte Kasper Bach, scusate. Palla di Bach è lunga con le mani, con i piedi invece imprecisa e va a concedere una rimessa laterale in favore della Lombardia. Lombardia che adesso sta ragionando, ovviamente. Cerca di guadagnare anche qualche secondo, non gli fa male. Perché è stata una partita, sta diventando una partita molto equilibrata, è sempre stata. Qui c'è un contrasto tra il numero 4 Trentino e il numero 18 Lombardo. Per l'arbitro tutto regolare, i due si sono trattenuti a vicenda. C'è un lancio che favorisce la Lombardia, la palla arriva per il numero 14 Cabori. Cabori può puntare l'avversario, lo salta, viene atterrato, per l'arbitro non è calcio di rigore, anzi commette fallo Cabori, fallo di mano, sarà calcio di punizione per il Trentino. Cabori non protesta, quindi diciamo che non crea neanche polemiche. Calcio di rinvio affidato a Bruno Diata. Quanto invece il rinvio che sarà appunto effettuato dopo un cambio tra le fila del Trentino. Entra Emanuele Volcan, fuori esce il numero 13 Pedrotti. E dopo questo cambio Diata può andare a rinvio. Rinvio preciso per il numero 8 Trentino che riesce con una sponda a cercare proprio Volcan. La palla viene rimpallata sul calciatore poi Trentino come ultimo tocco e allora sarà rimessa in gioco per la Lombardia. Procede alla rimessa in gioco il portiere, rimessa in gioco che sarà effettuata dopo il cambio per la Lombardia. Stavolta va veramente fuori Rapone. Al suo posto vediamo il numero di chi subentra. E il numero 6 subentra Alex Di Noi, calciatore del Concorazzese. Rinvio da parte del portiere Negri che arriva a distanizione da Bellingheri. Bellingheri viene affrontato dal numero 7 il Trentino, vince questo scontro in mediana e allora la Lombardia ha ancora il possesso della palla che viene ancora coltivato dalle maglie verdi. Il pallone arriva per il nuovo entrato Alex Di Noi che non affonda il colpo e ricomincia da capo dove c'è Gaverini. Boni gira per Asnash. Asnash lancia male per Bach. Palla arriva a Ferrari. Scarica a destra. Può avanzare allora Perugini. Perugini alza un campanile per Iano. Iano non arriva. Sarà allora rimessa laterale in favore della Lombardia. Lombardia che procede alla battuta di questa rimessa laterale col numero 9 Nicolo Fiorin che va a cercare Bellingheri, non lo trova perché trova l'ottimo intervento dell'altro numero 3 Bach. C'è un confronto aereo che favorisce proprio il terzino del Trento che cerca e trova Luca Livia che stoppa la palla. Adesso sono due gli uomini che lo circondano, vediamo se riuscirà comunque ad ottenere qualcosa di buono. La risposta è no. La Lombardia riesce a conquistare bene la palla e può amministrare. In realtà il Trento la riconquistata e poteva amministrare. C'è stato un lancio da parte di Cereghini,
invio per il portiere la blocca adesso, aspettando la fuoriuscita del difensore. Negri va al rinvio che viene adesso in direzione del numero 16. Trento riesce a riconquistare palla col numero 20 della selezione trentina che porta palla con 3 avversari, riesce a tenerla il 10. Neziri può andare al cross, l'esterno del Trento. Volcan, il no entrato, entra in aria, Volcan la mette in mezzo, ma c'è l'ottimo intervento da parte di un difensore lombardo, calcio d'angolo per il Trentino, ma la Lombardia ha rischiato grosso in questa occasione con Volcan che è entrato dentro l'area, ha messo in mezzo una palla tesa. Il primo ad arrivare a colpire la palla è stato un difensore appunto lombardo che è riuscito a deviare la palla sul fondo, calcio d'angolo che sarà battuto proprio da Volcan col destro. Salgono tantissimi giocatori del Trentino, il cross sarà a rientrare, cross che arriva al secondo palo, attraversa il primo palo, i calciatori della Lombardia riescono a spazzare per un primo e anche per un secondo momento, sarà però rimessa laterale in favore del Trentino con il numero 4 Cereghini che velocizza la rimessa in gioco in questo momento. La palla raggiunge Neziri, non riesce a controllarla per l'assistente dell'arbitro, l'ultimo tocco è anche di Arber Neziri e allora la Lombardia ha una rimessa dal fondo con Filippo Negri che può guadagnare secondi vitali per la sua selezione. Negri lungo per il 16 della sua squadra che va a contendere il pallone però a Palusci. La palla arriva in qualche modo a Bellinghieri potrebbe metterla in mezzo, lo fa, è un ottimo passaggio arretrato per Morotti, c'è però l'intervento della difesa trentina. Lombardia che ottiene un calcio d'angolo, si occupa della battuta Alex Di Noi, l'ultimo subentrato della sua squadra. Al cross Di Noi sono comunque 4 i calciatori lombardi che affollano l'area di rigore. Il cross è ottimo, ma c'è la buona parata di Diata sulla girata pericolosa del numero 9 lombardo Fiorini. Allora il Trento però riparte in contropiede con Perugini che viene affrontato da Bellinghieri subisce un cartellino giallo in quanto ha commesso fallo e ha bloccato una ripartenza da parte della selezione trentina. Il Trento porta 5 uomini a saltare in aria. La Lombardia ovviamente tutta dietro la linea della palla, tutta dentro l'area di rigore, ad eccezione di Bellinghieri e Di Noi, pronta a difendere su questo calcio d'angolo. Su questo calcio di punizione, scusate, su questo cross, come se fosse calcio d'angolo, ma la posizione è ovviamente non defilata come il calcio d'angolo, è una posizione sulla tre quarti laterale. C'è uno schema che favorisce Volcan, uno dei più ispirati, è entrato bene Volcan, Iano ha cercato invece a Perugini, non l'ha trovato, ha trovato una rimessa dal fondo la Lombardia, rimessa dal fondo di cui si occuperà il numero 12 Filippo Negri, che invita i suoi a salire perché effettuerà un rinvio lungo, rinvio a cercare una maglia verde, viene trovata, la seconda palla è però del Trento. Adesso il numero 8 del Trento va a lottare, la Lombardia riesce a spazzare, la palla non fuoriesce dal rettangolo di gioco e quindi è buona per la Lombardia, può avanzare in questo momento Di Noi fa un dribbling sull'altro numero 6, poi esagera e allora Iano riesce a conquistare la palla, a saltare un uomo
può aprire il gioco, lo fa in questo momento dove avanza Bazzanella sulla fascia sinistra. Bazzanella può scaricare per il numero 20 Volcan, che gli ritorna la palla. Vediamo se riuscirà ad arrivarci nonostante l'imposizione, la frapposizione di Giuliani. La palla viene rinviata in rimessa laterale in favore del Trento. Si occupa della battuta Thomas Ferrari. No, si allontana. Batte Bazzanella. Bazzanella cerca ma non trova nessun compagno. La Lombardia può allora amministrare il possesso palla. Vediamo se è riuscito Morotti a farla rimbalzare ad un avversario o no. Quindi rimessa laterale ancora per il Trento. Adesso la Lombardia invece la palla la riconquista veramente. Di Noi protegge palla col fisico. La palla viene spazzata in direzione di Morotti. Morotti non riesce però ad arrivarci. Qui esagera con un colpo di classe che riesce anche grazie a un intervento corretto di Noi. Esagera con il colpo di classe il capitano Giuliani. Colpo di tacco bellissimo. Bellissimo anche l'aggancio di Noi. Lombardia che poi ottiene un calcio di punizione e quindi soprattutto ottiene che passano secondi preziosi. Siamo giunti al 41esimo minuto. Calcio di punizione per la Lombardia. Pallone che viene messo in mezzo a tentare Moroni, non arriva sul primo pallo, sulla seconda palla sì, riesce a scaricare per il capitano che può allargare per Bellinghieri. Bellinghieri può puntare l'avversario, lo fa, va sul fondo, la può mettere in mezzo, fa anche questo ma non arriva nessuno. Il cross era troppo alto per il suo capitano Giuliani e allora il Trento può battere una rimessa laterale. Trento che adesso cercherà di andare avanti, il tempo sta per diventare il loro primo nemico. Alla fine un gol comunque non è irrecuperabile, però adesso manca sempre meno. La Lombardia vede avvicinare il traguardo delle semifinali. Di Noi cambia lato per Bellinghieri, riesce a stopparla il numero 3 e a puntare il 3 dell'avversario. Si accenna col destro, il tiro viene però murato, la palla viene conquistata da Alessi per un secondo perché la butta in fallo laterale che sarà battuto di nuovo da Bach che ci è parso in questi ultimi frangenti di partita in difficoltà nei confronti di Bellinghieri. Bellinghieri, uno dei migliori in campo della sua squadra. Qui c'è il rinvio del portiere, riesce a colpire la palla il numero 11 del Trento, poi la palla arriva lo stesso al Trento, c'è un lancio per Volcan, uno dei migliori neoentrati della selezione trentina. Volcan ha stoppato la palla però quando questa era già fuoriuscita dal rettangolo verde di gioco e allora rimessa laterale in favore della Lombardia. Lombardia che ovviamente guadagna ancora qualche secondo. Il lancio è per una giocata bellissima, praticamente si è autolanciato il numero 16 Morotti. Poi c'è il lancio a cercare il 10 della selezione trentina. Il Trento può avanzare, però per eccesso di foga perde questa palla. Allora la palla è di Cabori. Cabori va verso la bandierina per cercare di guadagnare minuti. No, si ferma, la gira per Gaverini. Gaverini la gira per Boni. Boni preferisce spazzarla verso Bellinghieri. Bellinghieri fa scorrere la palla, affronta ancora Abak, vediamo se lo supera, si porta la palla sul destro, ottiene una linea di passaggio eccezionale per Di Noi. Di Noi può dare la palla al suo capitano che va a calciare, il tiro però è alto, pericolosa l'occasione con Giuliani, conclusione però che si spegne sul fondo quando siamo giunti all'ultimo minuto di gioco. Il rinvio è verso il numero 8 del Trento, poi la palla viene riconquistata dalla Lombardia. Lombardia che riesce ad evitare la rimessa laterale in favore del Trento, riesce ad ottenere invece un'ottima punizione grazie ad un intervento di Alex Di Noi. L'arbitro dà adesso il minuto di recupero, i 4 minuti di recupero.
4 minuti per le speranze quindi della selezione trentina, 4 minuti di sofferenza per la Lombardia, che però sta continuando un po' a spingere e quindi tiene distante il Trento dall'avere una potenziale ultima occasione. Rimessa laterale per Fiorin. Fiorin va a cercare un compagno, il numero 16 Morotti, che prova a girarsi, non ce la fa. Vediamo se il Trento, dopo che ha conquistato il possesso, procederà per buttare la palla in avanti. Non è così, ma ottiene una punizione. Battuta velocemente, il Trento ovviamente lancia per cercare una sponda, un colpo di testa, un colpo anche fortuito che può indirizzare la partita in suo favore. Ci stava quasi riuscendo con Volcan ad impensierire la retroguardia lombarda. C'è però l'ottimo intervento del portiere lombardo, appunto Negri, che blocca la palla, la mette giù e rinvia più lontano che può in direzione di Di Giusti, che però viene anticipato dal numero 11 trentino. C'è un campanile che viene alzato, la palla fuoriesce, sarà rimessa laterale per il Trento. Della rimessa laterale si occupa il numero 4 Bazzanella, che ovviamente premura di lanciare la palla. C'è un disimpegno che favorisce in questo momento a Livia però non è lucido nel servire un compagno. La Lombardia ottiene palla, poi c'è un fallo ai danni di Iano. Il Trentino però alla norma del vantaggio, arriva la palla deviata e poi Cereghini, adesso Palusci, scusate, c'è un po' di confusione. La Lombardia spazza la palla in rimessa laterale battuta da Bazzanella. Ovviamente ultimi minuti frenetici, il Trento ha bisogno di questo gol che significherebbe rigori. La Lombardia butta la palla più lontano che può, qui però ci può essere anche un'occasione pericolosa in quanto c'è il disimpegno da parte del difensore trentino non preciso. Era andato all'attacco Morotti, ha dovuto spazzare lontano Giata. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la Lombardia ha una rimessa laterale in fase offensiva che però non viene sfruttata bene. Morotti sbaglia l'aggancio e allora il Trento può ancora sperare. Siamo al secondo minuto di recupero. C'è la battuta, la Lombardia riesce a riconquistare palla per un attimo e allora Diata viene pressato, rinvia lontano, più lontano che può. Vediamo, e c'è un fallo di mano da parte del numero 9 Lombardo. Sarà calcio di punizione per il Trento. Ci poteva stare qui un cartellino giallo che non viene però estratto. Calcio di punizione battuto da Iano. Tutto il Trento dentro l'area di rigore della Lombardia, a parte il portiere, il battitore Iano. Non va su Giata. C'è un uomo in barriera della Lombardia, poi anche tutta la Lombardia è all'interno della sua area di rigore. Una mischia furibonda nell'aria. Il cross di Iato è preciso verso la porta, ma è arrivata la retroguardia lombarda. Lombardia che va a lottare su ogni pallone, il cross in mezzo, lo stop e sbaglia l'aggancio. Bacca ha avuto sui piedi un aggancio semplice che gli avrebbe dato il gol del pareggio. La partita finisce qui. Triplice fischio da parte di Di Caro. La Lombardia vola in semifinale, vince 2-1 contro il Trentino. Noi ci salutiamo e finiscono i quarti di finale di questo girone. Ci vediamo domani con le semifinali, amici.